Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di Economia Pop. Sigla. Oggi parliamo del metodo creato da una persona che ha letteralmente cambiato la storia dell'economia, Henry Ford. Il ruolo di Ford fu importante perché introdusse un'innovazione tecnologica che portò a un'innovazione organizzativa. Attuò in sostanza due fasi, una successiva all'altra. Riuscì per primo nell'industria automobilistica a produrre dei pezzi intercambiabili e quindi standardizzati, cosa che portò poi alla produzione di serie. Fare prodotti che erano costituiti da un certo numero di pezzi uguali tra loro consentiva di poterli cambiare senza dover ricostruire da capo tutto quanto. Effettuò anche delle ricerche sugli acciai e quindi riuscì a produrre degli utensili o utensili che riuscivano a lavorare l'acciaio pretemprato. L'innovazione stava nel fatto che queste macchine potevano fare un solo compito specifico. Non si trattava più quindi di macchine universali, ma di utensili dedicati a un solo scopo. Queste macchine utensili erano velocissime e molto precise, quindi riuscivano a fare tanti oggetti uguali tra loro, senza la necessità di rifinirli uno a uno. Oltre questo primo vantaggio ce n'è anche un secondo, cioè il fatto che non dovessero essere utilizzate da operai specializzati, ma da operai semplici. Nella seconda fase Ford si mette a riorganizzare tutto il lato umano della sezione montaggio. Per farvi capire, prima di questa rivoluzione metodologica, gli operai dovevano collocare fisicamente la macchina sul banco e poi l'assemblavano completamente. Lavoravano in due, quindi ogni coppia di operai montava un'intera auto. Di fatto occorrevano 8-9 ore per assemblarne una completamente. Con questa rivoluzione Ford riuscì a far specializzare tutti gli operai su una singola operazione e quindi ognuno di loro montava un singolo pezzo. Questa cosa non si sarebbe potuta fare se non ci fosse stata la prima fase. Questo semplicemente perché i pezzi ora sono intercambiabili, ma prima erano ognuno a sé, con i propri difetti e andavano quindi smussati o comunque lavorati successivamente in base a come veniva montata l'auto. Ora invece i pezzi sono standard e quindi possono essere assemblati in maniera fluida lungo tutta la catena di montaggio. Proprio questa fu la grande idea geniale di Ford, a mio parere, la catena di montaggio che ha permesso di guadagnare un sacco di produttività. Al posto di far spostare gli operai si fa spostare il mezzo da un lavoratore all'altro. All'inizio non avevano i moderni nastri convogliatori e quindi tutto era posto su delle rotaie che venivano fatte avanzare man mano. E ai lati di queste rotaie c'era la postazione di ciascun lavoratore che aveva una singola mansione. Nel momento in cui il primo operaio ha finito la sua mansione, fa scorrere sulla rotaia il pezzo fino alla postazione successiva. Questa organizzazione però ha ancora un grosso difetto agli occhi di Ford. La tempistica di assemblamento dei pezzi è ancora decisa dagli operai. Se un operaio è lento a svolgere la sua mansione, i tempi si dilatano. La situazione cambia quando viene introdotto appunto il nostro nastro convogliatore. A questo punto il problema appena sottolineato viene completamente a mancare perché è il nastro che si muove e gli operai devono fare in tempo a montare il singolo pezzo nelle tempistiche decise dal nastro. Quanto va veloce il nastro, così devi lavorare. Ed è così che vengono uniformati tempi e gesti del lavoro. Così facendo la direzione aziendale, che decide quanto veloce si muove il nastro, decide anche le tempistiche di fatto. Ha il pieno controllo sull'esecuzione dei ritmi di fabbrica. Ford quindi a questo punto riesce a produrre molte più macchine della concorrenza a un prezzo infinitamente inferiore. Ma come sempre non è tutto oro ciò che luccica. Infatti, come abbiamo detto, lavorare alla Ford significa dover sottostare ai tempi imposti dal management. Non solo, significa anche dover fare un lavoro estremamente ripetitivo e alienante. Il ripetere meccanico dei gesti da parte dei lavoratori della Ford aveva ripercussioni anche al di fuori del mondo del lavoro. Questo perché fare un lavoro che non ci piace e non ci gratifica semplicemente fa insorgere in noi un senso di inadeguatezza che si sfoga poi nelle relazioni con le altre persone. Tutti vorremmo parlare con fierezza e con orgoglio del lavoro che facciamo. Se invece ci troviamo in una situazione di disagio a lavoro, questo sicuramente ci renderà molto più insicuri nella vita quotidiana. Ecco perché, per quanto la rivoluzione fordiana abbia posto le basi per l'economia molto produttiva che abbiamo oggi,
ha anche messo in luce un grosso problema: il sacrificio dei diritti e degli interessi delle persone a favore di una produttività sfrenata. A mio parere si deve sempre tentare di portare al limite estremo l'efficienza, ma non bisogna mai farlo a scapito del benessere umano. Detto questo, la Ford aveva un turnover altissimo. Questo significa che molti lavoratori si licenziavano e venivano poi assunti nuovi operai. Tutto questo si può giustificare perché non piaceva né il lavoro ripetitivo né il salario basso. Tuttavia ci fa anche capire quanto fosse facile trovare nuovi lavoratori per Ford. Bene, speriamo di non aver portato troppo per le lunghe anche questo video, fa parte della serie nella serie di storia economica, quindi se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina e come sempre tra poco appariranno degli altri bellissimi riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a vederli.